Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica, che barba il 7 di marzo. Le date che si rincorrono sono da ricordare, no? L'Italia va avanti e facciamo il pre-barba, così intanto cominciamo a dare un esempio, a bagnare. Cominciamo a dare il buon esempio. Sì, voi vedete qua dietro un manifesto, tanto un simbolo riconosciuto, non è un revanchismo, io non voglio dare lezioni di storia, tantomeno voglio, mentre il pre-barba, armadio chiuso, pro-raso, verde, con i colori che abbiamo qui dietro, riporta un po' i garibaldini all'Italia, all'appartenenza, come piace definirla. Sono tempi difficilissimi. Ieri è finito il Festival della Canzone, io tra parentesi qua avevo messo in un bigliettino chiuso già giovedì sera il nome del vincitore, perché sono depositario di chiaramente verità che nessuno sa, tantomeno gli organizzatori del festival, forse neanche Adriano Ragozzini, ve lo ricordate? Il patron democristiano con la faccia da guardia da confine bulgara, come piaceva definirlo Beppe Grillo, questo grottesco astronauta che esce dall'Hotel Forum di Roma proponendosi segretario del Partito Democratico, rimasto orfano del fratello secchione del commissario Montalbano alias Luca Zingaretti, anzi Nicola Zingaretti, e quindi mentre il Proraso prepara una rasatura diamo un'anticipazione. Con cosa mi raderò quest'oggi? Con una cosa già vista, tanto cerco di un po' aprire la finestra per la luce naturale, è una giornata fresca fuori, c'è 3 gradi meno di ieri che ce n'erano 11 o 12, quindi oggi se volete andare a farvi un giretto, copritevi, se volete usare la moto, come farò io, ancora di più, e quindi lasciamo che il Proraso faccia il suo corso. Vero, avevo promesso Ursus Maritimus che l'altra settimana avrei fatto un video breve, invece è stato un video di 3/4 d'ora, non riesco a stare nei tempi. Comunque il Fattig piccolo, anzi il Fattig gentile, scusate, questo prodotto fabbricato in Italia, vedete dagli aspetti molto artigianali, questi denti che escono dal coprilama particolarmente evidenti, il manico dorico, una zigrinatura, la torneria meccanica del Varesino, li potete trovare in queste boite, come si chiamavano, che fabbricavano sgorbie, lame, ecco, lo sapete che la storia di Fatip è molto interessante, è diventato un produttore di rasoi ma faceva tutt'altro, e ce la raderemo con delle lame che io adoro, che sono le Bolzano Super Inox, inossidabile, grande lama, cominciamo ad aprirla, eccola qua, molto austera, non abbiamo come nelle Trit delle contro buste serigraffate, ma abbiamo semplicemente una lama come si deve, con una leggera serigrafia sull'acciaio. Ecco, queste lame con l'esposizione che non è troppo evidente, ma comunque che non scherza, del Fatip Gentile, dovete fare un po' attenzione, quindi non andare a premere troppo per avere una rasatura che ci riporti quantomeno da un po' di ottimismo. Qua le notizie non sono per niente belle, terza ondata arrivata, 5 milioni di italiani che non sono in grado di fare la spesa, sono quasi il 10% della popolazione, intanto è armato. Vediamo se mentre è pulito dalla schiuma riesco a farvi vedere l'esposizione con questa rotazione del pezzo. Molto bello, ma tanto dobbiamo provarlo. Ci vedremo con Coconut inglese, arrivata dal cugino Renato, che saluto nel Buckinghamshire. Crema molto morbida, che infatti non verrà montata in ciotola, perché è già morbida di suo. Faremo una sorta di face lettering, un montaggio in viso, e la pennellata sarà il Tonarini con manico di ebano del Gabon. Il biglietto, chi ha vinto il Festival di Sanremo, lo apro con voi, non l'ho ancora guardato, chi ha vinto? È lui, Bugo! Ha vinto? Sinceramente non lo so, fatemelo sapere perché ci tenevo, mi ero messo da parte così un bigliettino perché volevo sostenere la candidatura, e andiamo a spiegare come mai abbiamo questo. Abbiamo anche il domani, scusate, questo è il domani di ieri come al solito, di cui oggi parleremo, circa ovviamente le dimissioni
di Nicola Zingaretti, il PD ha fallito, per salvarsi adesso deve cambiare tutto. Allora, perché? Sa, intanto monto la schiuma, perché sennò qui i tempi poi non coincidono. Dai, vado a bagnare. La pennellazza Tonarini è questa, messa a bagno un'ora fa. Ve la faccio vedere pulita perché è un manico meraviglioso, ho lavorato a mano a Monte Scudaio nella bottega del fabbricante di lame, di rasoi, che Vincenzo, che saluto, conosce, saluto anche l'amico Donato, saluto gli amici della Basilicata, saluto Gentleman Style, che è un sito che mi dà ospitalità per i video, quindi intanto bagno. Così come saluto Fulvio, che finalmente sono riuscito a vedere in 20 minuti con una pizza mangiata sul cofano della sua macchina alla rotonda della tangenziale giovedì. E quindi saluto Davide, che mi ha girato il panorama di oggi in versione digitale, ma io poi lo ricevo nella cassetta in versione cartacea. Andiamo a vedere, forse c'è un po' di dispendio di energie usandola in questo modo, pescando direttamente, nel senso di dispendio di energia, nel senso che ne consumate di più rispetto a una classica crema gommosetta, che può essere una 2 novembre, che può essere la classica crema Razzorock, oppure di rasoi Godfellas, ecco, perché se ne usa un po'. Però io faccio come ho visto fare, mettendolo in viso come un prebarba e poi dando una rinforzatina da mettere dentro il ciuffo qua del nostro pennello. Poi vediamo a Carlo cosa dirà, perché lui è il maestro del montaggio col pennello, è il maestro dello stile. Carlo da Napoli, del Regno delle Due Sicilie. Gioacchino Murat è diventato re nel libro di Mario Mazzucchelli che sto leggendo, edito nel 1934 per Corbaccio. Fantastico. Gli volevano un sacco bene i napoletani. Napoleone era un po' arrabbiato. Suo cognato aveva sposato la sorella. Si faceva un po' gli affari suoi, e capite che Napoleone era un po' accentratore. Bene, ora cerchiamo intanto di montare, a vedere quanto impieghiamo. Abbiamo messo un po' troppa acqua nel pennello, però Carlo, che spiega sempre acqua nel pennello, io cerco di montare il viso senza troppa nevrosi, perché giustamente perde un po' i peli il mio. Questo è un pennello che ha oltre quasi 30 anni. È vero che ho usato poco, ma comunque 30 anni è vero che era un super omega, il cui manico, come vedete, è stato ricostruito causa una caduta accidentale durante lo strizzamento che mi ha costretto a rifarlo, ma il pelame l'ho lasciato e l'ho conservato ricostruendo. Quindi, vedete, questo è un manifesto originale dell'epoca. Ciao Tognolino. Tognolino non è un bambino, ovviamente. Qua leggete Milano 1976-86. Visto così potrebbe essere un bambino morto a 10 anni. No, quella è la data in cui Carlo Tognoli, scomparso causa Covid l'altro ieri, uno dei più amati sindaci di Milano, sindaco della città del Panatum. È il Panatum. Amatissimo dopo le giunte Agnasi di sinistra, entrò nell'epopea craxiana, infatti non per niente dedicato a questo manifesto trovato da Enzo in un mercatino come reliquia politica. Quindi non voglio creare nostalgie e ricordare l'amico Craxi, perché non sono mai stato socialista io e quindi sono stato sempre liberale, tuttavia non si può dimenticare. Lo chiamavano Tognolino perché non se lo ricordasse, perché era piccolo, un po' più alto di Brunetta forse, quindi si diceva sempre che la statura politica era un'altra cosa. Certamente era piccolino, ma era un uomo di grande equilibrio, che ha avuto oltretutto la dignità, dopo Tangentopoli, di non ritenersi un reduce, quindi è diventato poi anche ministro, e ha fatto quello che doveva, cioè una ritirata strategica necessaria, ma senza rinnegare, senza doversi creare un'immagine per giustificarsi. Quindi Carlo Tognoli, morto a 82 anni, purtroppo era stato in ospedale per la rottura del femore, è andato in ospedale, si è acchiappato il Covid, è arrivato a casa 3 giorni e è morto. Quindi questo per dire, cara gente, che non andate in giro a fare i cazzoni, a fare le feste in casa. Hanno trovato gente, 50 ragazzi chiusi in casa che festeggiavano.
Cioè, perché per strada non vi fanno stare, il Covid lo prendete anche se state nel salotto di casa con gli amici. I giovani sono fortemente a rischio, io non parlerò come sempre della pandemia perché è una cosa che mi avvelena la giornata e se ne sente parlare fin troppo. Però io invito, voglio fare canale di servizio, fate attenzione, non esponetevi, occhio, perché si sta molto male con i tubi in gola. E voi sapete che lasciarci le penne in reparti di terapia intensiva vuol dire morire soffocati. Se volete andare a vedere cosa succede a quella gente, magari vi passa la voglia di svicolare e di fare le grigliate clandestine. In ogni caso, qua, ottimo profumo di almond, ve lo faccio rivedere, il coconut. Niente da dire, eh. Sembra che stia preparando una meravigliosa stesa, una barba in una domenica di sole. L'avvocato Agnelli il 12 marzo avrebbe compiuto 100 anni e ovviamente il gruppo G di Repubblica che John Elkann ha provveduto a comprare per poter gestire poi la crisi del lavoro, l'ha comprata apposta per scrivere quello che vorrà, nel frattempo si esibirà in una sparata di interviste, tra cui una anche all'Apo Elkann e a John ragionevolmente, sulla figura del nonno. 100 anni di Juanin Lamiera, come lo chiamavano, quelli della verniciatura, delle presse, reparto Stella Rossa, e il cancello dove andava a parlare Luciano Lama, anzi Enrico Berlinguer, cosa sto dicendo, scusate, il refuso storico. Bene, il Tonarini ha fatto un lavoro meraviglioso, io sto continuando a godermi la spalmatura della crema, però non posso esimermi in giornate come queste. Poi ditemi chi ha vinto il festival, perché io non lo so. Se ha vinto Bugo, io sono molto contento, ma un po' una canzone da Zecchino d'Oro, devo dire, ma magari piacciono altri generi. Comunque, insomma, sono riusciti anche a tirare fuori qualcosa da lì. Gente che ha fatto le ore piccole, fa le ore piccole per vedere Sanremo è qualcosa di molto grave. Quindi riprendiamo il giornale di Stefano Feltri, che non ho ripreso nell'interno, e Stefano Feltri lascia poi gli articoli ad altri, non è che l'editoriale del direttore è sempre in prima pagina, qua l'ha lasciato a Gianni Cooperlo, come vedete, dirigente PD, persona di grande intelligenza, non si può negare, dove adesso, mentre aspettiamo, facciamo una rasata, anzi ve lo leggo, dai, Gianni Cooperlo. Queste sono le frasi di Zingaretti. Mi vergogno che nel PD, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone ai primari e quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid. Qua è chiaramente lui che sta parlando. E approfondisce Gianni Cooperlo. 15 anni e 7 segretari, ricostruisce un po' la storia. I due più longevi, Pierluigi Bersani e Matteo Renzi, lo hanno guidato per oltre 9 dei 14 anni di vita. Entrambi, smessa la carica, hanno dato corso a 2 scissioni. Degli altri 5, il primo, Walter Veltroni, ha intrapreso il percorso di regista e scrittore. Il successore, Dario Franceschini, è ministro della cultura attualmente. Maurizio Martina, da alcune settimane, è approdato alla vice direzione della FAO. Ah, però, ex ministro dell'agricoltura. Complimenti. Amici altrove, amici per errore, come faceva Tiziano Ferro che tirava i fili dentro il video. Mentre Guglielmo Epifani ha aderito ad articolo 1, va bene, in sintesi su 7 segretari, 3 hanno cambiato partito, 2 hanno cambiato lavoro, 1 risiede al governo, l'ultimo si è appena dimesso spendendo parole durissime verso la classe dirigente che per 24 mesi aveva provato a gestire. E quindi, in sintesi, la ricetta di Gianni Cooperlo sul domani, di ieri ovviamente, quindi il dopodomani. Se vogliamo salvare il progetto e con quello la sinistra rimane una sola via, rifondarlo quel partito, ripensarlo dal basso e dalla radice, farne una forza più larga e inclusiva, finalmente definita nella sua identità, riscoprendo un'etica dell'impegno non ostaggio di rendite e potentati inamovibili. E sotto Piero Ignazzi, politologo, che fa un catenaccio in fondo pagina, come si chiamano questi articoli qui, il primo no di Zingaretti è arrivato troppo tardi. Infatti dice, vado rapido, avrebbe dovuto dirne altri, come i no che aiutano a crescere, ricorda quel libro che vengono regalati alle mamme quando nascono i figli, di quell'autrice svedese, credo. Vabbè, la crisi del Conte 2 e la nascita dell'esecutivo delle larghe intese metteva in discussione l'impianto su cui aveva
su cui aveva lavorato il PD fino ad allora, pieno di errori, il Domani, ne ho già visti due, l'errore di battitura, gli litografi, i tipografi pensano ad altro, si fanno dai chieri invece che scrivere il giornale che poi va in edicola, santi Dio. Eppure il PD ha risposto presente al Presidente della Repubblica, qua manca la P di Presidente, facendo prevalere ancora una volta il senso di responsabilità sui propri interessi. Avrebbe dovuto dire no, ecco un altro no, dopo che Conte doveva mantenere l'indisponibilità a qualsiasi soluzione che non fossero le urne. Certo, infine, negarsi a Mario Draghi era molto difficile. È stata pure superata la linea rossa della collaborazione con Salvini. Almeno lì Zingaretti doveva essere fermo. O noi o loro. E non è stato in grado di dire il no che avrebbe aiutato a crescere. Andiamo a radere, andiamo in taglio. Infatti lascia un po' di righe, il pettine è piuttosto aperto come denti, vedete, aperto nel senso che parte l'esposizione, cioè non è una barra unica, è una barra dentata che lascia delle strisce, tipo passaggio del Mieti Trebbia nel campo di grano, il 4 di luglio. Bene, in ogni caso, le Bolzano, come vi ho detto, sono lame. Piuttosto giro, pettine, lato pulito, usiamo le lame su tutti e due i lati, non sciacquare sempre la stessa per non avere la voglia di girare con la manina al rasoio, perché c'è anche questa pigrizia, io non sono sicuro. Vabbè. Si è un po' asciugata la nostra coconut di Taylor of Old Bond Street e noi abbiamo un po' affrettato la rasatura, persi nelle pagine del Domani. Il posto è vacante, come vi ho detto. Grillo insiste sulla transazione ecologica. Ho detto farei il vostro segretario illuminato, anzi elevato, se metterete 2050 nel vostro simbolo. Immagine successiva, Di Maio con le sue occhiaie nere da Ascaro. Vabbè, bene, la prima passata io direi che non può far altro che portare alla seconda senza insistere, perché andiamo in contropiede e bagniamo leggermente per far riprendere il Taylor of Old Bond Street dentro il ciuffo dell'Omega Manego Tonarini. Bene, cerchiamo di sfruttare la schiuma raccolta. Guardate che bella che è, una schiuma raccolta pensando al passato, la celeste nostalgia. Io lo so che guardate quel simbolo con un po' di vuoto nell'anima, pensate a cos'era l'Italia in quei tempi, chi tra i miei follower ha più di 40 anni certamente se la può ricordare. E vabbè, molto bene, mi sto godendo la preparazione della seconda stesa, scusate, della nostra crema almond alla mandorla, molto buona. Qua la barberia deve necessariamente essere, io dico, a Dundee o ad Aberdeen, località della Scozia o delle Midlands, dove il profumo dell'erica che arriva dalla strada, che porta John O'Groats in cima alla Scozia, vi porterà nella barberia dove siete seduti con il vostro grembiule e con The Scotsman in mano, giornale tipico stampato a Edimburgo da moltissimi anni, forse da più di 250 anni. Bene, vi troverete sicuramente bene, dovete affidarvi alle mani sapienti di un bravo barbitonsoro scozzese. Dopodiché la vostra domenica può cominciare in mezzo agli armenti, in mezzo ai piccoli greggi di pecore che frequentano le strade, il cattle grid, le griglie che passano in mezzo alle strade, ne avete viste? Se siete andati in Scozia con la macchina, ci sono attraverso le strade delle griglie che sono i passaggi degli armenti, perché lì pascono attraverso tutto il territorio del nord dell'Inghilterra. Benissimo, bando alle ciance
geografiche, andiamo avanti perché non è finita qui, perché domani ovviamente si è buttato a pesce. Tra parentesi, niente, io vi do un'idea di cosa sta capitando nelle correnti, perché qua adesso devono mettere insieme il partito il 13 marzo hanno un congresso, questi qua se riescono a farlo, qua solide, liquide, gassose, le correnti che lottano nel PD. Qua c'è il cranio di Zingaretti che piange, il Bonaccini che urla in un microfono con la sua barba da satiro. Allora, le correnti ve le faccio brevi, sono 6 da quanto vedo. Una, la base riformista, il cui leader è Lorenzo Guerini, stato ministro della difesa nel precedente governo Conte 2. L'area Dem, manco a dirlo, Dario Franceschini, attuale ministro della cultura. Poi abbiamo i Dems, plurale, con leader Andrea Orlando, quello che ha fatto il liceo alla Spezia, ok? Poi abbiamo i giovani turchi con Matteo Orfini, che un po' che non si vede. Poi abbiamo le donne con Roberta Pinotti, insopportabile genovese, ex ministro della difesa, secondo me anche incapace. Poi abbiamo gli amministratori, il cui leader è per l'appunto Stefano Bonaccini, che vi ho fatto vedere qua con la babba. Però andando avanti, Zingaretti fa sul serio, si dice, io continuo, no? Perché qua c'è anche il retroscena delle sue dimissioni a cui qualcuno gli ha chiesto, Daniela Preziosi, se magari fossero in attesa di un reggente magari ritirabili, e lui dice assolutamente no, le dimissioni sono irrevocabili. E Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, però rivela in questo retroscena che giovedì sera il comitato politico, il caminetto dei big del partito, c'è un caminetto, ha chiesto all'unanimità a Zingaretti di restare in sella e all'assemblea di respingere le sue dimissioni. Gli ha risposto Pic. Tutti decaduti, procede l'articolo, da ieri, cioè da venerdì, scusate, tutte le cariche del PD sono decadute, tranne la presidenza e i vice. Cuppi, che è la bionda Valentina Cuppi, burrosa, di cui parlammo 2 puntate fa, è nei fatti la reggente per i prossimi giorni. Valentina Cuppi. Cosa mi rappresenti? Dovremo valutare il percorso da seguire a partire per l'appunto dal 13 marzo, data dell'Assemblea Democratica. Circolano peraltro dei nomi di donne, ovviamente Roberta Pinotti, Franceschiniana, ed ex ministra della difesa, o Anna Finocchiaro, senatrice del PD già vicina alla ditta, tra virgolette. Immaginate voi di su cosa si parla. Per oggi pomeriggio le sardine hanno convocato un sit-in sotto il Nazareno, questo sabato doveva essere, come semplici cittadini. Li incontrerà la presidente Cuppi. Se avete visto il telegiornale c'era Santori con i riccioli, gli altri 4 sfigati hanno fatto un ridicolo a ripresa facendo pensare che fossero 100, in realtà le 6.000 sardine dell'operazione Piazza Grande contro Salvini non si sono mosse perché sono rimaste a casa, quindi Santori è andato a fare niente lì. Cosa è andato a fare? A farsi vedere, ma ha dovuto venire via perché veramente un re senza corona e senza scorta. Bussò 3 volte ancora alla sua porta, ricorderete il grande Faber, la canzone di Marinella. Andando avanti, la pandemia ha chiuso le sezioni e i numeri del tesseramento sono sconfortanti. Le sardine vanno per l'appunto a proporre di aprire le porte delle sezioni a partire dalla sede nazionale. Non vogliono sfondare porte ma aprirle, entrare al Nazareno, non so fare che cosa. Non hanno combinato niente perché non c'era nessuno. Perno della ricostruzione del campo progressista era l'obiettivo di Piazza Grande, il movimento che portò Zingaretti alla vittoria delle primarie esattamente 2 anni fa, movimento che lui stesso disarmò per consegnarsi ai dirigenti che oggi lo hanno accompagnato all'uscita. Ciao Nicola, e adesso puoi continuare a fare il presidente del Lazio e tirare anche i calci al pallone. Prima di andare a continuare a divertirci, per modo di dire, no? Qua com'è la situazione? Diamo ancora una rinfrescata, diamo anche un po' una leggera inumidita, perché se no io di farmi la barba mentre volteggiano fiocchi di schiuma rinsecchita a causa dell'incaponimento, del vilipendio di cadavere sulla figura del segretario Zingaretti, qua rischiamo di farci la barba male. Quindi vabbè, ben vero che la rasatura, come sapete, per me è la parte in cui sono più impreparato, ma anche nel resto, ma tuttavia, almeno se uno si chiama Domenica che barba, deve in qualche maniera, come fa Tiziano Ferro, così, con la maglia nera, sono uguale, non lo so, la statua, sembra l'omino della Bianchi sulle biciclette, le Bianchi degli anni 3-40, va bene, va, bando alle fregnacce. Bene, qua la schiuma
la crema si è comportata bene, è rimasta nel pennello, lei non si è essiccata tra le setole pregiate del tasso e quindi possiamo andare a fare il contropelo. Sì, il prossimo appunto riguarderà la vedova di Jamal Khashoggi, fatto a pezzi del consolato di Istanbul. È risentita, la vedova? E beh, voglio vedere. Con chi è risentita secondo voi? Vabbè. Comunque il contropelo, spero che la visuale sia per voi godibile. A me sembra che stia parlando il direttore di libro Belpietro, ma magari mi sbaglio, c'è questo voce che è sempre Belpietro, con questo bocca cucchiaio. Bene, comunque non male il contropelo qua, Il Bolzano sono delle grandi lame. Qua a me cresce moltissimo la barba in questi angoli qui, quindi non ci faccio mai caso. Ed è la prima parte dove vedo se mi sono rasato bene quando esco dal bagno e continuo le mie giornate, continuo a toccarmi qui, se sento delle setole mi do dell'improvvisato, siamo qui in tranquillità con gli amici a cantarcela, a suonarcela tra di noi. Poi zona rossa, è ancora una settimana. Il sindaco Lippi a Cecina è uscito ieri dalla quarantena, tutta la giunta era in quarantena a causa di un assessore. Va bene, io mi sono sottoposto al tampone martedì scorso, offerto gentilmente dal comune di Cecina, un antigenico che non ho mai capito se sono quelli che ti danno in 20 minuti il risultato, se serve, ma io vado adesso a fare il terzo passaggio. Guardiamo avanti al futuro, va bene anche il passato, ma ragazzi, io anche per con la netta sensazione che il tempo stia correndo un po' troppo in fretta, come sempre, e allora poi non riesco a mantenere le mie promesse e andiamo a preparare il substrato per la terza passata ed ultima. Quanti caffè avete già preso? Io stamattina non ho plagiato Maurone di Lerni, a cui faccio tanti auguri per i suoi 50 anni. Li ho compiuti l'altro ieri. Grande Maurone. Dai, antesignano di questo genere di passatempo domenicale, sottraendo tempo alle nostre mogli, compagne, o chi le ha o chi non ce l'ha, comunque le cose magari più belle, passando un'ora dentro il bagno con i pennelli in mano a farsi i video. Questa è una cosa non tanto normale per il genere umano maschile, quindi forse un po' la Barbara Palombelli, avete visto anche lei a Sanremo l'altro ieri, elegante, fare un monologo sulle donne dando dei consigli e raccontando la sua infanzia a Roma, no? Che non si trovavano le droghe, che ha chiamato Gino Paoli e gli ha chiesto come mai non è riuscito a farsi fuori. Mi cercavo le emozioni camminando sui cornicioni. Andate a rivedere le interviste della Palombelli, con tanti ricordi musicali, tra cui Luigi Tenco, amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ma a parte quello, ha raccontato tutta la sua carriera, che lavorava tanto, che ha sposato, voi sapete, il Ciccio Bello, Francesco Rutelli, sono definiti la coppia degli stronzi più bella del mondo. Una famosa pagina di Cuore, se la ricordate, aveva fatto, sapete che girava il motorino Rutelli, aveva fatto la prima pagina sopra il motorino, niente, favolosa, una satira che è finita, eccola qua. Invidio Renzi che riesce ancora a dormire dopo aver elogiato Bin Salman, a parlare la vedova del giornalista ucciso, si chiama Atis Cengiz, 39 anni e una dottoranda all'Università di Istanbul. Era la fidanzata, vi giro, di Jamal Khashoggi, il giornalista e dissidente saudita ucciso nel 2008 nel consolato saudita di Istanbul. L'articolo è un po' strappa al cuore, bisogna un po' mettersi nel panno di questa donna. Come sa, Renzi non solo ha intervistato il principe in un incontro pubblico, ma ha incensato il nuovo rinascimento che il regime saudita a suo dire sta vivendo. Ovviamente non ha mai citato né l'omicidio di Khashoggi né le violazioni dei diritti umani.
Immagino il vostro ex presidente del Consiglio, questa è la domanda del giornalista che è Mattia Ferraresi, lei risponde: immagino il vostro ex presidente del Consiglio non si faccia problemi a ignorare i crimini terribili del regime e non abbia idea di cosa sia moralmente la cosa giusta. È davvero triste che abbia fatto una cosa del genere e onestamente mi vergogno un po' per lui. Veramente, cioè, ci facciamo delle figure di merda a livello nazionale grazie a un comportamento irresponsabile del bulletto di Rignano. E poi chiudiamo col Domani, l'ultima è una letterina di un lettore. Noi non leggiamo lettere dei lettori, ma qua nella parte dedicata e di fianco la morte riesce sempre a entrare all'Ariston, no? Qua se avete visto Sanremo, io credo riconoscete il cantante degli Extra Liscio, che sembra un amaro bevuto in un bar di Brisighella. Uè, patacca, l'avete sentiti quelli strani, quello con gli occhi da Salvatore, non so come sono andati a finire, fatemi sapere come sono andati. E Ginevra Lamberti ne scrive in merito. E allora andiamo avanti, ecco la copertina di Panorama, eccola qua, 20 anni di euro vi risparmio qualunque tipo di commento su quello che è accaduto. Corro direttamente all'editoriale che per l'appunto il buon Belpietro, che vedete, ha pubblicato nell'ultimo numero. Poi ci dovremmo qua di nuovo reincremare. Comunque 13 anni fa Nuzzi ci raccontava che milioni di contribuenti ogni anno dichiaravano al fisco di non aver guadagnato niente o peggio di aver addirittura registrato un reddito negativo. Questo si intitola Scovare gli scrocconi, forse avete perso il titolo. Qua parliamo di evasori fiscali. So che di recente, dice Belpietro, 2 libri hanno scelto di occuparsi proprio delle storture del fisco, cioè di quegli italiani che le tasse non le pagano e dunque contribuiscono a farle pagare ai contribuenti onesti. Eccolo qua il cretino, pronto. I quali versano più del dovuto in quanto milioni di italiani non sborsano un euro. Passiamo a questi titoli, uno è di Francesco Vecchi, per l'appunto Gli scrocconi si intitola, e dice che 44 milioni di cittadini in Italia non versano tasse a sufficienza, 11 milioni di cittadini pagano giusto la propria fetta e 5 milioni sborsano la differenza. 5 milioni di poveri che non fanno la spesa e 5 milioni di coglioni che pagano le tasse. Questi sono i numeri in parallelo. La conclusione è semplice: 7 cittadini su 10 non si fanno carico delle spese sanitarie, le tasse servono anche a questo, ma vanno a scrocco. Dunque ci sono quelli a cui le cose sono andate male, dunque con la loro attività registrano effettivamente un reddito negativo, ma è possibile continuare a credere che milioni di italiani non lavorino e non abbiano guadagni quando dal 2010 a oggi si sono triplicati gli interventi di chirurgia estetica e l'Italia è il primo paese in Europa per numero di iscritti in palestra e sono esplosi sia i centri benessere che le spa. Bene, l'altro libro è di Alberto Brambilla, l'altro autore, docente universitario, grande esperto di sistemi presidenziali, che ha pubblicato Le scomode verità. Questo è il titolo del libro. Il professore mette infine alcuni semplici dati: il 45,39% degli italiani, cioè 18,6 milioni di persone, o dichiara zero reddito e ne dichiara così pochi che alla fine paga solo il 2,62% di IRPEF. Il 2,62% di IRPEF. L'effetto perverso di chi si fa mantenere oggi è che si farà mantenere sempre, anche da pensionato, con il cosiddetto assegno sociale, cioè una pensione al minimo. Benissimo. Brambilla si rende conto che 15 milioni di italiani, cioè un quarto della popolazione, pagano un IRPEF media pro capite di 24 euro l'anno. Avete sentito bene. Eppure, prosegue Brambilla, il numero di automobili con un costo superiore a 120.000 euro è 10 volte superiore al numero di coloro che dichiarano un reddito lordo superiore ai 240.000 euro l'anno, ovvero 120.000 netti. La riflessione è semplice: almeno 9 italiani su 10, tra coloro che posseggono auto lussuose, sono evasori. E questo è assodato. Io mi ero perso però anche una bruttura del Domani che adesso mi premuro di farvi vedere, perché i creativi in Italia stanno vivendo un momento di crisi angosciante e la stessa Coop, cooperativa, si fate la spesa tutti i giorni a comprare le mortadelle, il pane e tutto il resto, ha pubblicato, mettiamoci la firma,
Ecco, close the gap, c'è un assorbente igienico firmato come un gesso, quando vi rompevate il braccio del ragazzino che ho il pennarello, di questa roba qui io non ho idea di che cosa significhi, soltanto che è un segno di una decadenza senza limiti, però come mi sto asciugando vedo svolazzare i fiocchi di neve, dunque, come promesso, andiamo subito a ripristinare, aggiungendo un po' d'acqua al ciuffo, la nostra rasatura. Questo è particolarmente sfogliante, non sfogliante che si sfoglia lei, non che sfoglia la pelle. Dopodiché vi prometto che mi rado immediatamente dopo aver ripristinato, perché altrimenti qua la giornata si fa poi troppo lunga. Ci tenevo a farvi vedere quell'oscenità mediatica, pagina a pagamento della Coop. Ecco, voi soci Coop che avete la tessera, milioni di soci Coop, dovreste scrivere alla redazione e chiedere motivazione di una oscenità. Domani fa bene a pubblicare perché tanto pagano per pubblicare questi quarti di pagina e non penso nemmeno poco, anche se i prezzi sono abbastanza scesi, e quindi andiamo a farci l'obliquo con il nostro Fatti Gentile che non trova più peli o quasi sulla sua strada. Il terzo passaggio con le Bolzano, giro lama, è come vedete pressoché inutile. Lascio cantare la lama così sentite. Incredibile. Forse con 2 passaggi spengo la luce, provo a dormire, ma tu con la mano mi vieni a cercare. Tu come me, grande Lucio. Era Stella di Mare, credo dall'album L'anno che verrà. Sì. Che ha fatto da sfondo, mi hanno detto, l'uscita di Giovanna Botteri, inviata a Pechino ieri sul palco del festival. L'anno che verrà. Vabbè, io non andrei oltre, perché vedo già qualche segnale della mia insistenza, e quindi con le Bolzano io considero che dopo 3 passaggi una rasatura assolutamente completa, e sciacquo con l'acqua fredda. Abbondante acqua fredda. Per cominciare poi a tamponare. Tra parentesi vi do un'anticipazione un po' dolorosa, perché io tra 4 mesi devo lasciare questo appartamento, il proprietario ha deciso di vendere. Allora io che sono in affitto, devo cercare un'altra onorevole sistemazione in questa città trasandata di ignavi, di gente approssimativa, e vabbè, comunque avremo tempo, più che altro se il termoarredo non ce l'avrò più, devo trovare una posizione per potervi così presentare in maniera degna quelli che sono gli estratti della mia miserevole rassegna stampa. Allora io vado avanti e nel frattempo aspettiamo di fare l'after, e col nostro panorama le prime pubblicità della Sicilia, guardate, Sicilia Summer Call, sono pronti tutti a partire, ormai non si pensa ad altro, se non arriva il bonus vacanze non so con che soldi andranno in vacanze. Adesso avevo preso questo articolo banda lenta perché sono uno di quelli colpiti dal digital divide in questa città, su 100 mega di banda, a me in casa me ne arrivano 35, sono incazzato nero, e Guido Fontenelli fa un'indagine di quanti permessi ci vanno per posare i cavi della fibra. Fa l'esempio, lo sviluppo della banda larga e del 5G saranno centrali nella politica del nuovo governo Draghi, un compito urgente, sappiamo, riservato in particolare a Vittorio Colao, l'ex numero 1 di Vodafone, ora ministro dell'innovazione. Ma sia Super Mario e sia Colao dovranno vedersela con un nemico insidioso capace di frenare qualsiasi slancio innovativo, ovvero la burocrazia. Sì, perché a Firenze, già nel 2013, e parliamo di Firenze, Fastweb aveva progettato una rete in fibra che sarebbe
dovuta arrivare fino all'ultimo miglio, cioè fino ai cosiddetti armadi o cabinet, le centraline in prossimità delle abitazioni. Il piano prevedeva l'installazione e la cablatura di circa 800 armadi nel giro, scusate, di pochi mesi, ma la difficoltà di ottenere permessi in tempi rapidi ha spinto Fastweb a eliminare Firenze dal piano di cablatura. Complimenti. Voi state senza internet perché la burocrazia vi blocca l'operatività delle compagnie a cui vorreste abbonarvi. Vabbè, per realizzare un'infrastruttura di telecomunicazioni in una grande città come Roma occorrono mediamente 5 permessi, vado rapido, da altrettanti enti diversi, e quindi abbiamo autorizzazione allo scavo e ordinanza al traffico del comune, autorizzazione archeologica ambientale, monumentale, 2, 3 autorizzazione paesaggistica, 4 autorizzazioni ufficio giardini e 5 autorizzazioni del Dipartimento SIMU per la grande viabilità. 5 enti. Fastweb, secondo operatore dopo TIM per le estensioni, ha dovuto cancellare La Spezia del piano di cablatura per via dei troppi vincoli. Anche per Como ha dovuto eliminare dal piano il lungolago e le zone limitrofe. Nessun armadio installato neppure a Bergamo Alta e su tutto il territorio di Cinisello Balsamo. No, tanto per dirvi, non è che stiamo parlando di zone disabitate. Qua intanto vi faccio vedere un'antenna del 5G, se non l'avete mai vista. Questa, 250 autorizzazioni nelle zone rurali per installare un sacramento del genere. Bene, se scavare e posare fibra ottica presenta parecchi ostacoli, montare antenne non è più semplice. Per l'appunto uno dice non devo tirare il cavo, basta che pianti l'antenna, ci farò prima. E no, è ancora peggio. Infatti in una cittadina della Toscana, guarda caso, Vodafone un anno fa presentò una domanda di adeguamento di un impianto già esistente, visto che l'emergenza sanitaria aveva fatto crescere il traffico dati in quella zona. L'intervento prevedeva l'inserimento di nuove antenne all'interno della cella campanaria di una torre comunale, dove erano già presenti altri impianti, e il comune si era dichiarato d'accordo e aveva concesso parere paesaggistico favorevole. Anche l'ARPA aveva dato il suo ok, ma dopo 12 mesi è arrivato il no della sovrintendenza, un anno di attesa e progetto bloccato, con buona pace dei vostri figli che in DAD devono studiare. Qua c'è da avvelenarsi. Io non è che voglia dirvi niente di nuovo, che poi che l'Africa sia terra di conquiste criminogene, qua ci sono alcune rassicuranti visi, tra cui vi focalizzo Antonio Messicati Vitale, che sembra un bidello, sembra, così, di una scuola media, e invece è uno dei più importanti giramondo del traffico. Così riciclano a Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, quindi Stefania Piazza e Luciano tira innanzi, vado rapido, ci dicono che la gran parte del traffico di coca mondiale, come noto, proviene principalmente da Colombia, Perù e Bolivia, ma le aree principali di transito non sono più o non soltanto i Caraibi e le isole Canarie. A partire dai primi anni 2000 le rotte sono mutate e oggi quasi tutto passa dall'Africa Atlantica, con l'immensa area desertica tra Sahel e Sahara, che è ormai la testa di ponte preferita dalle mafie italiane, che strano, senza le quali, è bene ricordarlo, la droga in Europa non arriverebbe in tali quantità. Si va avanti nell'analisi. Negli anni numerosi documenti di processi hanno dimostrato come a gestire interessi in Africa ci siano le famiglie Piromalli, sono sempre loro Piromalli, è sempre tu, ma abbi pazienza, ma fai qualcos'altro. I grandi Aracri, mai sentiti, così come è certo che molti altri clan della Locride abbiano messo radici in questo continente. Vado a bomba, perché una cosa anche di dati che non stupiscono e non fanno parte di quello che deve essere una giornata di domenica dentro un bagno divertendosi, e quindi soldi illeciti, continua l'articolo, che poi finiscono nei settori più disparati, dall'agroalimentare al turismo, dall'edilizia ai trasporti, dal business dello smaltimento dei rifiuti a quello minerario. Facciamo degli esempi in Africa, perché no? Gli hotel e i resort di lusso lungo le coste nordafricane e atlantiche, più attrattive per il turismo mondiale, ma anche le miniere di diamanti e di coltan. Voi sapete che il coltan è il minerale cruciale per la tecnologia, ce l'avete in tutti i cellulari, nei tablet, nelle orecchie, non so dove ce l'avete, ma le Endrine, che sono le famiglie mafiose calabresi di Platì, dei Morabito e degli Arena di Capo Rizzuto, risultano essersi stabilite soprattutto in Senegal e operare principalmente da Dakar. Mentre a Lagos, in Nigeria, altro bel paese, l''ndrangheta vede la presenza dei Di Giovine e ancora del clan Morabito. Questo per dare un po' una mappa
quelli sono gli interessi delle famiglie, onorabili famiglie. Non meno avventurosa la storia del boss di Giramondo, Vito Antonio Messicati Vitale, partito dalla Sicilia Villa Abate, è arrivato in Zimbabwe e qui ha organizzato un gigantesco commercio di diamanti, la Diamond Zimbabwe Opportunity. Benissimo, l'odierna mafia siciliana, cambiamo regione italiana come collocazione, da dove partono questi manager, si è invece insediata con le famiglie di Partinico, tutti i nomi noti, insediata con Cinisi e Terrasini a Windhoek in Namibia, che era l'Africa del sud-ovest, si chiama Namibia da oltre 30 anni, e i Kuntrera Caruana invece a Bissau, capitale della Guinea, ad Abidjan in Costa d'Avorio a fare affari la cosca di Madonia di San Lorenzo. Così sapete un po' tutto. Se un tempo i confini, conclude l'articolo, del continente africano venivano tracciati con il righello dagli imperi coloniali, oggi la spartizione è appannaggio della criminalità organizzata, dove l'Italia, manco a dirlo, ospita un paese privilegiato. Io mi ero tenuto anche, perché mi sembrava degno di nota, un piccolo e breve articolo che riguarda, io vado avanti, poi mi farò l'after prima di leggervelo, quei bambini che restarono stranieri in patria. Questa è una foto impressionante della colonia Fiat di Marina di Massa. I bambini, guardate quanti, 18.000 bambini, è una torre con i piani concentrici, e chi descrive in questo simpatico libro, vive credo a Tortona mi pare, si chiama Ernesto Susigan, uno dei 20.000 coloni italiani che lasciarono l'Italia nel 1938 per la Libia. Il regime aveva dato la possibilità a chi si trasferiva nella colonia italiana d'Africa di avere un pezzo di terra propria e una casetta ammobiliata. E il 28 ottobre ci imbarcammo a Genova. Mussolini venne a Gaeta a passare in rivista le navi ed è stata l'unica volta che ho visto il Duce. Interessante, vado rapidamente. Giunti a Tripoli, racconta, il governatore Italo Balbo, quello che volava il pirata dell'aria insieme ad Annunzio, queste figure mitologiche dei tempi del regime, ci diede il benvenuto. Poi proseguimmo fino alla Cirenaica scendendo a Bengasi e da lì ci spostammo nel nostro villaggio, si chiamava Cesare Battisti, che non è il terrorista, che abbiamo cercato di estradare per anni dal Brasile, ed era a 5 km dalle rovine dell'antica Cirene. C'erano altri veneti e gente venuta dal meridione d'Italia. Quando siamo arrivati abbiamo trovato nella cucina scorte di viveri per il primo periodo. L'organizzazione era molto efficiente, i miei genitori erano contenti, con 25 anni di contributi quella terra sarebbe diventata nostra. Nel giugno del 40 le scuole stranamente finirono prima e a tutti i bambini, qua che dovete capire come mai c'era questa foto della colonia italiana, bambini della quarta sponda, come veniva chiamata la Libia, era chiamata la quarta sponda dal Duce, venne offerto di trascorrere l'estate in patria, nelle colonie gestite dal Comando Generale della GIL, la Gioventù Italiana del Littorio. Fu chiesto a chi avesse figli dai 4 ai 14 anni di farli partire. Sarebbero tornati a settembre. E racconta il nostro Susigan, non eravamo liberi di scegliere, se non partivamo la famiglia perdeva i privilegi. Ancora oggi non è chiaro se quello fosse stato l'estremo tentativo di salvare almeno i bambini della guerra, che sarebbe scoppiata da lì a poco, un gesto pietoso verso i più piccoli. Molto interessante, anche molto tenero la storia degli anni 38-40, di quello che era l'imperialismo coloniale italiano, no? che non abbiamo mai smesso di coltivare in tutta la nostra prosopopea. Quindi andiamo, visto che ho teso un po' che l'aria asciugasse al mio viso, io vado di Stallion, parliamo di regime, di sovranismi, di autarchia, e quindi questo prodotto leggermente ambrato, prodotto dagli ottimi rasoi Godfellas, è da stallone, quindi se volete andare in giro come dei galli coi piumaggi, vestiti col cavallo con la gualdrappa in giro per la città, farvi sentire, vedere uomini veri, andate a schiaffeggiarvi con una buona dose di questa claustrale lozione dopo barba di Godfellas che si chiama, ve lo faccio rivedere, The Stallion, e quindi qua rischiate di essere aggrediti dalle donne lungo il corso con le crinoline
sentendo questo profumo, sentiranno oggi più che mai, in un'epoca in cui il maschio sta vivendo un momento di difficoltà, di nuovo il profilo di una sicurezza dell'uomo faro, del maschio alfa. Poi se siete brutti, storti e cattivi, poi magari non succede, però insomma, uno può provare. Io certamente non posso farlo io, alla mia età non ho neanche più bene, però per completare non posso esimermi dal leggervi il solito diario rapido che noi prendiamo del grande Giulio Andreotti, che è 7/8 marzo, perché è stato 2 giorni in Egitto nel 1984, descrive nel suo diario: per l'appunto, in Egitto mi accoglie all'arrivo al Cairo il ministro degli esteri Kamel Hassan Ali e con lui andiamo dal presidente Hosni Mubarak, con il quale discutiamo dei problemi di attualità internazionale con particolare attenzione al Medio Oriente, Iran, Iraq, questione palestinese e Corno d'Africa, per l'appunto, la Somalia. Firmo con Hassan Ali un protocollo d'intesa per la collaborazione fra CNEN, che non so che organismo fosse, e il loro ente per l'utilizzazione dell'energia nucleare a fini pacifici. Il giorno dopo visita a Luxor, con il saluto di Giulio Andreotti, con un ricordo ancora per lo scomparso Carlo Tognoli. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata da Andrea e da Domenica. Che barba, ciao!